Ciao, io sono Davide e questo è il mio canale. Saliamo in sella e andiamo a farci un giro. Sempre con me, sempre, mai da solo. Oggi mi trovo a Piazzola sul Brenta assieme ad alcuni compagni di squadra dell'MTB Team Noale per partecipare all'evento benefico dedicato a Davide Rebellin, campione di ciclismo, ma soprattutto per raccogliere fondi per uno scopo che Marco ci illustrerà tra poco. Con lo sfondo della Villa Contarini e nel contorno della grande piazza si svolge la mostra esposizione Motori in Piazzola, dedicato alle 4 e 2 ruote, per collezionisti ed appassionati del settore. Dopo aver effettuato la registrazione, vado a visitare la mostra in ricordo a Davide. Qui sono esposte alcune sue biciclette, i numerosi trofei vinti dal campione e le sue maglie indossate durante la sua carriera. E siamo a Piazzola sul Brenta dove partecipiamo a questo evento benefico per la costruzione, adesso ci facciamo spiegare, di una casa per i bambini autistici. Allora, Marco, spiegaci Good morning un pochettino. everybody, we are at Piazzola sul Brenta to speak about the social gravel ride. Devo fare la traduzione simultanea o la fai tu? No, faccio me. Allora, benvenuti tutti quanti, grazie di partecipare. Siamo qui a una social ride gravel dedicata a Davide Rebellin, e tutta questa manifestazione, la social ride, fa parte di una serie di eventi. Il social ride serve per raccogliere un po' di fondi a favore dell'associazione Igraticolato per la costruzione di un edificio fisico che sarà nella zona di Vaccarino, per raccogliere appunto i ragazzi autistici che non possono essere inseriti nel mondo del lavoro o altri per le loro difficoltà. Quando mi hanno proposto di dare una mano a questo evento, ho colto il palla al balzo, perché il volontariato è dentro di me e voglio sempre quando posso cerco sempre di aiutare gli altri. Avendo avuto la fortuna di essere uno che è in salute, che è in forza, che è in tutto, perché non fare qualcosa per chi è un po' più in difficoltà rispetto a me? E allora ben vengano queste attività, queste associazioni, questi eventi, queste manifestazioni, che mi danno la possibilità appunto di dare una mano con quello che io posso fare, con quello che riesco a fare, però almeno facciamo qualcosa. Perfetto, grazie mille Marco per la spiegazione e grazie ancora per aver organizzato questo bel evento che speriamo partecipino tante persone. Ok, questo è l'anno 0, ci sarà anche l'anno 1 e all'anno 1 abbiamo già in mente molte cose, perché questa è stata organizzata un po' velocemente, però abbiamo già tante idee, tanti progetti per l'anno nuovo, per la prossima. Per cui ben venga questo. Grazie. Prego. Tra le varie attività che si svolgeranno è che la prova gincana per i bambini, per i più piccoli, con le biciclette. E siamo partiti per questo giro di solidarietà. Il percorso non è lunghissimo, sono 40 km e quindi li facciamo con un'andatura molto tranquilla. Destra, la prossima, non questa. Olli, come siamo? E cominciamo subito con qualcuno che si perde, ma lo raccattiamo subito per la strada. Olli, dove vai?
Davide, Ario qua. non ci siamo. Non ci siamo. Non ci siamo. Cinzia! Viviamo nel terrore. E abbiamo preso questa bellissima ciclabile che abbiamo già fatto l'inverno scorso quando siamo venuti a fare il giro sul laghetto di Camazzole. La Sandra sempre davanti che fa lei strada e gli altri tutti dietro. Guarda Sabina, guarda, c'è Coetta qua davanti. Guardami. Ciccio, guarda che il terzo occhio qua. Guarda che il terzo... Questo qua, guarda, Oh, questo qua giù. guarda che il terzo occhio. Vai. Ed il giro prosegue, non mancano le risate e il divertimento. Ci si prende in giro ma sempre con il sorriso e l'allegria che sempre ci accompagna. Il sole ci scalda e fa risaltare i colori di questo inizio di autunno. La fuggitiva, la fuggitiva! Ciao! Io voglio correre! Oh, se non ci fosse la Sandra che fa strada, Dio! già tutti persi. E quando siamo arrivati alle porte della piazza ci siamo accorti che abbiamo saltato un piccolo pezzo del percorso. Nessuno si è accorto dell'errore, eravamo tutti troppo impegnati sia a chiacchierare ma anche ad ammirare tutto il contorno naturalistico che l'area del fiume Brenta ci stava regalando. E siamo all'ex iutificio qua di Piazzola sul Brenta e adesso andiamo a berci una birretta con i compagni di squadra, reintegriamo
i sali minerali dopo questo giro. Ed anche questo giro è terminato. Una manifestazione che ci ha visto tutti uniti per la solidarietà e per ricordare un campione scomparso troppo in fretta. Bellissimo è stato l'evento, con molte attività rivolte ai più piccoli per l'educazione stradale. Se vi interessa la traccia, la trovate in descrizione nel mio profilo Komoot. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su e scrivete un commento. Se vi va, iscrivetevi al canale. Ciao!